Audio Jungle. È grande derby al Palagozzano per la quarta giornata del campionato nazionale Under 19. L'Antenore Sport Padova ospita il Calcio Padova per una sfida sentitissima su entrambe le sponde. L'Antenore poi è capolista del suo girone e vuole continuare la marcia in vetta alla classifica. Infatti approccia bene questa gara, c'è il primo tiro di Grieco dopo pochi secondi parato da Deleva. Funziona la pressione alta dell'Antenore, qua ci prova Simone Papi, ma è ancora molto bravo il portiere biancoscudato. Il Padova comunque non sta solo a guardare, qua ci ha provato Mario direttamente su calcio piazzato. I biancoscudati si difendono bene e ripartono in contropiede, per questo l'Antenore, a parte questa azione di Rigato, fa un po' di fatica a scardinare la difesa del Padova nel primo tempo. Un Padova che qua ci prova ancora con Simonetti e poi con Mario su uno schema calcio di punizione che scheggia addirittura alla traversa. Partita quindi molto equilibrata nel primo tempo. L'ultima occasione è anzi un'occasionissima per il Padova con Cinquino che va via sulla sinistra, mette in mezzo in due tempi Deleva, salva su Rizzi, si arriva nel secondo tempo. Il Padova ci prova con Secchieri, ma poi proprio dopo questa occasione del Padova è bravissimo Deleva a far ripartire subito l'azione, a servire Alberti che dopo 1 minuto e 40 secondi segna il gol del vantaggio del Padova. Doccia fredda per l'Antenore che però poi si rigetta in avanti, crea tantissime occasioni soprattutto con Papi che sembra avere un conto aperto con Deleva che lo mura praticamente sempre. Qui non trova la porta il numero 9 dell'Antenore, ma è quasi un assedio quello dei padroni di casa che vogliono almeno il pareggio per non perdere il primato in classifica e continuano ad attaccare ma non sono precisi. Però dai l'Antenore dopo un po' riesce a sfondare. Qua c'è il capitano Locrati che ci prova, ma ancora Deleva bravissimo. L'Antenore riesce a sfondare grazie anche a un'ingenuità del Padova che commette il sesto fallo quando mancano ancora più di 6 minuti alla fine del secondo tempo, e così il tiro libero per Cinquino vale il gol del numero 10 e il pareggio per l'Antenore, un pareggio meritato soprattutto per quanto visto nel secondo tempo. E così l'Antenore, galvanizzato dall'1-1, cerca subito di trovare il gol del raddoppio, ma ancora bravo Deleva qua 2 volte su Cinquino e su Papi. Il Padova, passato un po' lo shock, cerca di rifarsi vivo, ma il secondo tempo è quasi tutto di marca biancorossa. Ancora Cinquino qua fa praticamente tutto da solo, doppia Veronica, si trova lo spazio per il tiro, Deleva respinge ancora, poi però il gol è maturo, non arriva qui perché Deleva è veramente bravissimo. Arriva invece in questa circostanza con Cinquino che serve Papi, e così a 3 minuti dalla fine del secondo tempo l'Antenore trova il 2-1, scaccia le paure, esultano i pochi presenti al Palagozzano. Il Padova ci prova poi a cercare il pareggio, ovviamente mette il portiere di movimento, ma qua viene colpito in contropiede, espulso il portiere di movimento, tiro libero ovviamente per l'Antenore, doppietta per Cinquino che fa il 3-1, regala la vittoria all'Antenore, una vittoria comunque con il brivido, visto che a 40 secondi dalla sirena Alberti trova anche lui la doppietta con una bellissima azione personale. È il gol del 3-2 che ravviva le speranze del Padova, manca però troppo poco per cercare il pareggio, e così l'Antenore con il brivido nel finale, con tanta sofferenza, esulta per la vittoria, terza vittoria su 4 gare di campionato. Al Palagozzano finisce quindi 3-2 per l'Antenore Sport Padova, il bel derby contro il Calcio Padova, ultima partita del girone d'andata per l'Antenore la settimana prossima in casa del Murazze.